Sonia alla fine ha avuto la giustizia che meritava. La bambina fantasma della provincia di Vicenza, così come l'ha ribattezzata Repubblica che ne ha portato alla luce il caso, ha finalmente ottenuto il diritto alla sua identità. La Corte europea per i diritti umani ha stabilito che lo Stato italiano ha violato i diritti di una bambina nata nel 2019 in Ucraina con la maternità surrogata. Lo Stato per anni si è rifiutato di riconoscere l'esistenza di Sonia, facendo di lei addirittura una apolide. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 1 settembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda la bambina veneta apolide che ha portato l'Italia ad essere condannata dalla Corte europea. La notizia è su tutti i quotidiani locali di oggi, dopo che nei giorni scorsi la Repubblica l'ha portata alla luce e all'attenzione del dibattito nazionale. Nata con maternità surrogata in Ucraina da una coppia eterosessuale, l'anagrafe di un comune vicentino aveva rifiutato l'iscrizione. Leggiamo sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi nell'articolo di Enrico Ferro. Senza documenti i genitori non erano riusciti a iscriverla alla scuola pubblica, ma facciamo un passo indietro. Tutto è cominciato 4 anni fa, scrive il giornalista. Dopo 20 anni di tentativi per avere figli e la vana attesa di un'adozione, marito e moglie, entrambi vicentini, hanno deciso di ricorrere alla maternità surrogata. Sonia è nata in una clinica di Kiev nel 2019. I due genitori tornano a casa con Sonia, nome di fantasia, abitano poco lontano da Vicenza e chiedono la trascrizione all'anagrafe dell'atto di nascita ucraino. La maternità surrogata in Ucraina è legale e nel certificato dei bambini nati in quelle cliniche i genitori vengono indicati come committenti. Dall'ambasciata italiana a Kiev, come da prassi, parte una segnalazione al comune di residenza e alla procura di competenza in cui si avverte che dietro quel certificato c'è una maternità surrogata. Il calvario inizia in quel momento perché l'anagrafe rifiuta la trascrizione. Ci sono una serie di conseguenze a cascata, come l'ospedale che chiede la tessera sanitaria che non c'è o la scuola pubblica che non la può accogliere. L'unica cosa che siamo riusciti ad ottenere è un codice fiscale sulla base dell'atto di nascita ucraino, racconta il padre. Finalmente la svolta, però arriva la giustizia grazie all'azione legale mossa con un avvocato vicentino. La Corte europea dei diritti umani ha giudicato l'Italia colpevole di aver violato il diritto alla vita familiare e privata della bambina, inoltre stabilito che le autorità italiane dovranno versare alla bimba 15.000 euro per danni morali e 9.536 per le spese legali sostenute dal padre biologico e la madre intenzionale. Nel ricorso era stato specificato che il rifiuto delle autorità nazionali di riconoscere il padre biologico e la madre intenzionale come suoi genitori da un lato e il fatto che non avesse la cittadinanza dall'altro la ponevano in uno stato di grande incertezza giuridica. La sentenza della Corte di Strasburgo riconosce che la bimba è stata tenuta fin dalla nascita in uno stato di prolungata incertezza sulla sua identità personale e conclude: i tribunali italiani hanno fallito nell'adempiere all'obbligo di prendere una decisione rapida per stabilire il rapporto giuridico della bimba con il padre biologico. C'è l'intervento di Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, che si è rivolta al ministro della Giustizia per avere spiegazioni. Avevo già chiesto con un'interrogazione che il ministro Piantedosi spiegasse il caso della bimba nata nel 2019 in Ucraina con GPA, a cui è stato negato il riconoscimento legale del rapporto di filiazione con il padre biologico. Oggi la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che l'Italia è colpevole di aver violato il diritto familiare, il diritto alla vita familiare e privata di questa bambina, di una coppia vicentina, padre biologico e madre intenzionale. È molto grave che le cose siano andate così, dice ancora Zanella, deputata di Alleanza Verdi Sinistra, perché le sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione sono chiare nei casi di legami genitoriali biologici, come aveva detto in Parlamento anche la ministra Roccella. Dunque Piantedosi spieghi come sia potuto accadere questo cortocircuito. La notizia, come dicevamo, anche sul Corriere del Veneto e sul Gazzettino. Leggiamo rapidamente i titoli. Nata da utero in affitto, la Corte europea ordina iscrivetela all'anagrafe, bimba vicentina invisibile, l'Italia condannata a risarcire. Questo il Corriere del Veneto. Il Gazzettino invece
titola Utero in affitto, l'Italia condannata a risarcire bimba veneta fantasma, Vicenza, la Corte europea dei diritti umani sul caso di maternità surrogata in Ucraina, la piccola e Apolide non sono riconosciuti il papà biologico e la mamma intenzionale. Per lei niente sanità e scuola pubbliche, i giudici la bambina di 4 anni mantenuta nella incertezza sulla sua identità, il padre dice che ora è attesa una nuova udienza in tribunale il 14 settembre, se andrà bene poi la madre proverà l'adozione facilitata. Questo per quanto riguarda il caso della bambina veneta Apolide e la condanna della Corte europea nei confronti dell'Italia. Voltiamo pagina e ci occupiamo della politica regionale. Di nuovo sui quotidiani del gruppo Gedi leggiamo un virgolettato: voglio solo veneti con la pelle bianca, Gio Formaggio stavolta rischia l'espulsione, questo il titolo. Fratelli d'Italia censura la nuova uscita, la nuova sparata di Gio Formaggio, questa volta in TV. Il caso finisce in commissione disciplinare del partito di Giorgia Meloni, interviene addirittura Donzelli dicendo qui non c'è spazio per il razzismo. Gio Formaggio risponde: chiedo scusa a chi si è sentito offeso, era un ragionamento provocatorio sull'immigrazione clandestina, ho sbagliato e mi pento di frasi che non mi appartengono e che non rispecchiano il mio pensiero e quello del partito, dice appunto il consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Vediamo il Corriere del Veneto: Formaggio e le sparate in TV, ora il partito lo processa, non c'è spazio per i razzisti, lui si scusa, frainteso il mio pensiero. Il PD invita Zaia a intervenire perché altrimenti, dice, il governatore è complice di Gio Formaggio. Il Corriere del Veneto riassume anche i precedenti, tra virgolette, a carico di Gio Formaggio, del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, già sindaco di Albettone. Allora vediamo di che si tratta. Nel 2018 Formaggio è stato condannato a pagare 12.000 euro per comportamento discriminatorio e incitamento all'odio razziale per le sue dichiarazioni alla trasmissione radio La Zanzara contro i nomadi. Qualche mese fa, ancora, i social del Consiglio regionale hanno pubblicato una foto di Formaggio in posa con un fucile d'assalto in rappresentanza della regione, così aveva dichiarato, a una fiera della caccia e delle armi. E poi c'è il caso in questa primavera, forse il più brutto, quello dell'accusa di molestie in consiglio regionale da parte di una collega. In primavera la consigliera regionale Milena Cecchetto della Lega ha accusato Gio Formaggio di averla molestata nella sede del consiglio regionale a Palazzo Ferrofini. A Formaggio è stata comminata una sospensione dalle sedute del Consiglio regionale per alcuni giorni, la massima sanzione possibile all'interno dell'aula. E adesso, appunto, in questi giorni, la nuova sparata. L'altra sera in TV Gio Formaggio ha espresso alcune dichiarazioni chiaramente razziste. In diretta TV, appunto, ha detto: la maggioranza dei veneti deve avere la pelle bianca. E allora anche sul Corriere del Veneto le dichiarazioni di Giovanni Donzelli: in Fratelli d'Italia non valutiamo le persone in base al colore della pelle, chi lo fa è incompatibile con noi. E Fratelli d'Italia apre un'azione disciplinare sulle frasi pronunciate in diretta. Il capogruppo in consiglio regionale di Enoch Soranzo prende anche lui la parola, dice: fuori luogo ed estranee dai valori di Fratelli d'Italia le sue esternazioni, tanto più dato che ha un ruolo istituzionale. Le opposizioni in consiglio regionale dicono ora basta, si deve dimettere. Parte quindi il pressing dal centro-sinistra sul suo ruolo da consigliere. Vediamo rapidamente anche il Gazzettino: Formaggio ci ricasca e poi si scusa, ma Fratelli d'Italia è netta dicendo non c'è spazio per il razzismo. Vedremo come proseguirà questa vicenda e soprattutto a che esito giungerà il procedimento disciplinare interno a Fratelli d'Italia a carico di Gio Formaggio, cioè quale sarà la sanzione nei suoi confronti, se verrà sospeso nuovamente dal partito come era stato nel caso di questa primavera dell'accusa di molestie in consiglio regionale, o se la sanzione in questo caso sarà di altro tipo.
Sempre sulle pagine del Gazzettino di oggi un'altra notizia che riguarda la politica regionale. Leggiamo il titolo: la sfida del centro-sinistra, il Veneto è contendibile, ma qual è il modello? Quello dei 4 sindaci di centro-sinistra dei comuni capoluogo. La prospettiva, l'orizzonte è quello delle regionali del 2025. La consigliera regionale Elena Ostanella del Veneto che vogliamo chiama a raccolta i sindaci Giordani, Possamai, Tommasi e Gaffeo, primi cittadini di Padova, Vicenza, Verona e Rovigo, città guidate dal centro-sinistra. L'idea è quella del campo largo per il dopo Zaia. Interviene anche il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella. Il PD si presenterà con forze civiche e moderate. Insomma, questo è il modello per il centro-sinistra ed è il modello che ha portato a vincere appunto nelle città capoluogo in questi ultimi anni. Voltiamo pagina, sempre in tema di politica regionale, ora sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, le dichiarazioni del segretario regionale della Lega, Alberto Stefani. Parla delle elezioni regionali anche lui, parla in un certo senso anche lui del dopo Zaia, ma vediamo cosa dice Stefani. La Lega non cederà mai la guida del Veneto agli alleati, quindi sbatte la porta in faccia a Fratelli d'Italia che negli ultimi mesi, dopo le elezioni politiche che hanno visto un successo straripante del partito di Giorgia Meloni anche in Veneto, con un sorpasso nettissimo per una doppia misura nei confronti della Lega, ecco, con i rapporti di forza rovesciati è naturale che Fratelli d'Italia chieda per le prossime elezioni regionali di poter esprimere il candidato anche in Veneto alla presidenza della regione. Questa idea di Fratelli d'Italia però si scontra appunto da un lato con il forte consenso di cui gode ancora il presidente della regione Luca Zaia, che cerca disperatamente in queste ultime settimane la conferma di una possibilità di candidarsi per il 4º mandato. Si tratterebbe di una eccezione assoluta, considerato anche il fatto che Zaia già oggi è l'unico presidente di regione al 3º mandato. La legge prevede il limite dei 2 mandati. Zaia ha potuto candidarsi ed essere rieletto per la 3ª volta soltanto grazie a uno stratagemma, in realtà a un ritardo della Regione Veneto nel recepire la normativa nazionale. Insomma, da un lato Zaia vorrebbe correre per il 4º mandato e dall'altro oggi appunto il coordinatore della Lega Alberto Stefani dichiara che in ogni caso la Lega non cederà la guida del Veneto agli alleati. Stefani aggiunge: siamo gli unici a interpretare il territorio ed ora siamo al lavoro per garantire a Zaia il 3º mandato. L'intervista di Filippo Tosato sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia dal Corriere del Veneto a pagina 3. Si parla di reddito di cittadinanza, sono 16.000 gli esodati veneti. Oggi parte la nuova piattaforma per avere i 350 euro. Leggiamo le dichiarazioni dell'assessora al lavoro Elena Donazzan, che parla di almeno 3.000 posti di lavoro disponibili, operai, autisti, camerieri, così aiuteremo le imprese. Insomma, l'idea è quella di fornire nuova manodopera alle imprese, anche se non si capisce come mai fino ad ora le persone beneficiarie del reddito di cittadinanza, quindi già inserite all'interno di percorsi anche di orientamento al lavoro, non avrebbero già appunto ottenuto questi impieghi promessi dall'assessora al lavoro Elena Donazzan. Leggiamo però altri dati, i numeri: 50.000 i percettori totali del reddito di cittadinanza in Veneto, metà di questi sono stati riaffidati ora ai servizi sociali, gli altri dovranno trovarsi un lavoro con un sostegno temporaneo di soli 350 euro.
La regione poi ha disposto controlli su 11.000 posizioni, verificando che su 9.000 c'erano delle evidenti irregolarità. Si è così ridotta drasticamente la platea di chi potrà fruire dei servizi per il reinserimento. Insomma, è una stretta quella da parte del governo sul reddito di cittadinanza e in Veneto si formano già i primi 2.000 esodati. Entro fine anno finirà il beneficio del reddito, saranno 16.000 quindi in tutto le persone senza più questa rete di sicurezza. Da parte della giunta regionale sembra che ci sia soltanto la promessa di questi 3.000 posti di lavoro disponibili, che anche se davvero ci fossero chiaramente non basterebbero per le 16.000 persone di cui stiamo parlando, e quindi il problema torna ad essere scaricato sugli enti locali, i comuni, che sono responsabili dei servizi sociali per i cittadini. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Il podcast torna come sempre lunedì mattina. Nel frattempo a tutte e tutti voi un buon fine settimana.